2 i moduli per segnalare i danni del maltempo di martedì 22 novembre, la scheda B se a fare denuncia del danno è un privato o la scheda C se si tratta invece di un'attività economica. Entrambe dovranno essere presentate entro il prossimo 9 dicembre. La Regione Veneto ha richiesto lo stato di emergenza regionale, mentre per chiedere lo stato di emergenza nazionale serve un censimento dei danni subiti dal patrimonio pubblico, dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive. Il 12 dicembre il Comune di Chioggia invierà alla Regione Veneto una relazione tecnica descrittiva dell'evento, degli effetti subiti al suolo e dei provvedimenti adottati, nonché i quadri riepilogativi delle segnalazioni di danno presentate dai privati e dalle attività economiche del Comune di Chioggia. I moduli vanno compilati con una dichiarazione sommaria di quanto il singolo cittadino necessita per ripristinare il proprio patrimonio edilizio, allegando un documento di identità oltre alla documentazione fotografica ed eventuale documentazione di spesa effettuata. Si raccomanda di presentare le richieste entro il 9 dicembre tramite PEC o all'ufficio protocollo del Comune di Chioggia previo appuntamento da prendere allo 041 553 4865.